Una 76enne di Joppolo Giancazio, affetta da disabilità grave e regolarmente prenotata come categoria estremamente vulnerabile, si è presentata al centro vaccini del Palacongressi di Agrigento ed ha atteso il suo turno con estrema pazienza. E dopo una lunga odissea non ha fatto il vaccino. Prima le è stato detto che il sistema non l'ha riconosciuta come soggetto vulnerabile. A dire della signora non è stata presa in considerazione la certificazione attestante la grave disabilità. Così le è stata richiesta un'ulteriore certificazione ed infine le è stato detto che mancava il vaccino per la sua categoria. Quello che potrebbe essere in primis un errore tecnico e poi una mancanza pratica del giusto vaccino, per una 76enne si è trasformata in una vera e propria odissea. Non c'è dubbio che il sistema non dovrebbe mettere soggetti fragili ed anziani in difficoltà, ha sottolineato amareggiato il sindaco di Joppolo Angelo Portella, a sostegno non solo della signora, ma di tutta la categoria. E la dottoressa Angela Camilleri, medico di base del distretto Joppolo Giancazio Raffadali, ha raccontato di un ulteriore cortocircuito nel sistema. L'attività giornaliera del medico di base è più che raddoppiata. La burocrazia è micidiale e ci toglie tempo da dedicare ai pazienti. Fra tutti spiccano il rinnovo delle esenzioni per il reddito, le nuove esenzioni per patologia per poter accedere alla vaccinazione anti-Covid e il sistema informatico non sempre adeguato alle esigenze. E prosegue la dottoressa, nonostante l'adesione data da tempo per partecipare attivamente alla campagna vaccinale, non siamo stati ad oggi convocati per mancanza dei vaccini. Riceviamo, prosegue la dottoressa, centinaia di telefonate giornaliere per informazioni sulla vaccinazione anti-Covid e tipo di vaccino da fare. E accogliamo i disagi dei soggetti vulnerabili e degli anziani non deambulanti che aspettano di ricevere ancora la prima dose di vaccino.